Quanto patisco quando manca grip. Una cosa, io mi gioco il tutto per tutto, secondo me dovrebbe essere una temperatura un po', dai, quindi vediamo di... Bueno, game over, è finita. Non la miglior posizione per partire in una pista come questa. Sarà importante sopravvivere al primo tornantino. Salvo miracoli. Contatti, ma non l'hanno settato loro. Madonna, non gira. Al primo tornantino sono sopravvissuto e ho pure guadagnato una posizione. Ho fatto un passo indietro rispetto alle qualifiche riportando avanti il sedile per avere inserimento, per cui adesso testa bassa e si va alla carica. Eccolo il punto buono per i sorpassi, visto? Un po' cattivo, ma è l'unico modo per passare qui, sfruttare ogni errore dell'avversario.
Siamo tutti attaccati e vicini. Ogni buco può essere quello buono. Vabbè, che detta così, però porca miseria. Stai! Ok, potrei aver dato una spintarella, ma come vedete il car davanti a me si è scomposto e lì non potevo fare granché. Comunque, altra posizione guadagnata e si continua nella rimonta, che poi sono riuscito a scendere sotto il 53 finalmente. Segno che il passo buono c'è alla grande. Eh sì, sono arrivato caro mio, per cui iniziamo con dargli un po' di fastidio. Ok, è uscito pianissimo, devo buttarmi. E andiamo! Sorpasso al limite, certo, ma con tutti quelli che ho subito io me ne concederete uno, no? Adesso l'obiettivo è la top 10. Ci credete? 52,2, un secondo e uno più veloce della qualifica. E mi sono avvicinato tantissimo alla 10ª posizione, ma manca veramente poco alla fine della gara, devo continuare a spingere. Ho recuperato tantissimo, potrei anche azzardare qualcosa, ma deve essere un attacco chirurgico. Porca miseria, facendo quella traiettoria non pensavo minimamente di guadagnare così tanto e l'ho toccato. Ho chiesto subito scusa. Poteva essere un attacco suicida, ma ero troppo distante e mi sa che il prossimo sarà l'ultimo giro. Sono talmente stretto.
Un Kayella più che altro riferito alle qualifiche, che ovviamente hanno compromesso tutta la gara. Ma guardo il bicchiere mezzo pieno. Ho recuperato 3 posizioni in una pista in cui passare è difficilissimo e dimostrato che con la giusta dose di cattiveria posso fare bene. Oh, scusa. No, perché te lei pesa tanto larga, io l'ho fatta strettissima, no, se ci credevo di più ti passavo lì. Oh, ormai tocca portare a casa over 80, bravo. Beh, come avete visto, so anche ammettere una sconfitta, no? Per tutti quelli che mi hanno dato dell'antisportivo dello scorretto. E chiudiamo la parentesi. Già, perché il buon Piccolomone, diciamo che se non ha una mano sulla coppa, poco ci manca, anzi, 1,5 ce l'ha. Perché come vedete dalla classifica il vantaggio è aumentato a 8 punti se non ricordo male, e cosa ancora più incredibile, Vego mi ha superato di un punto. Sono sicuro del podio, per cui nella top 3 della over 80 kg ci sono alla grande. Certo che purtroppo i rimpianti per questa gara ci sono e come, perché visto il potenziale che ho avuto in gara, che ho girato sul 52,2 contro il 51,9 di Piccolomone, per cui 3 decimi di differenza, se mi fossi svegliato prima in qualifica le cose sarebbero potute andare decisamente in maniera diversa. Ma non ho rimpianti, come ho detto, ci ho provato, ho recuperato 3 posizioni in una pista in cui sorpassare, insomma, non è cosa molto facile, per cui adesso testa bassa, concentrazione massima per il gran finale di stagione, che voi vedrete il 25 di dicembre con le qualifiche e il 1 di gennaio con la gara, con tante incognite, perché alla big karting ci sarà una grossa sorpresa e forse ancora una flebile speranza di poter vincere il titolo, ma deve accadere veramente un cataclisma di proporzioni epiche, ma chi lo sa. Io dovrò fare solamente la gara perfetta. Per cui se questo video vi è piaciuto lasciate un like, attivate le notifiche ed iscrivetevi al canale, lasciate pure un commento qui sotto con tutte le vostre domande, curiosità, opinioni, sono aperto anche alle critiche purché siano costruttive, e preparatevi perché il 2022 sarà un anno veramente pazzesco, con tante novità e un grandissimo ritorno. Da vostro Damax è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!